Bene, prima di iniziare questa storia ci sembra opportuno chiarire chi siamo. Siamo Cristina e Gianluca e il nostro intento è quello di farvi scoprire i sentieri della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Nei nostri video vi racconteremo il percorso, vi faremo vedere quello che troverete e alla fine ve lo spieghiamo su cartina tabacco, in modo tale che non vi perdiamo. Allora, siamo al termine del giro Ma quindi, cosa ci facciamo sulle Dolomiti? Abbiamo deciso di passare una notte nel nuovo rifugio Boè e questo è il nostro racconto. Partiti da Udine siamo arrivati a Passo Pordoi dove abbiamo lasciato la macchina un centinaio di metri prima per evitare un salato parcheggio. Abbiamo deciso di prendere la funivia solo andata per poi poter decidere a rientro se fare Sella Pordoi o fare il biglietto di ritorno. La funivia del SAS Pordoi è uno degli impianti di risalita più famosi al mondo. Con una portata di 55 persone a giro e una velocità di 35 km/h si viene letteralmente catapultati da 2240 metri a 2950 metri in meno di 5 minuti, circondati da un universo di roccia dolomitica senza pari al mondo. La stazione di monte è senza ombra di dubbio uno dei balconi panoramici più apprezzati, non per nulla viene chiamata la terrazza delle Dolomiti. Put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. In poco meno di 20 minuti raggiungiamo Forcella Pordoi, quota 2848 metri, dove, ma questo ve lo raccontiamo nella seconda parte del video. Listen to me as I slow it down. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs. Dopo un dislivello di circa 300 metri e un tratto attrezzato con cavi, raggiungiamo la cima del Piz Boè, 3152 metri, dove il rifugio Capanna di Fassa domina sovrano su un panorama a 360 gradi. Marmolada, Poez, Sassolungo, Palle di San Martino, Civetta, Catinaccio, tutti ai nostri piedi e vi assicuro, non scherziamo quando diciamo che sembra di essere a un passo dal paradiso. Never hurt. All I wanted was to be loved. All I wanted was to be loved. Still yours if you want. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth. Nel 2018 sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ora che l'opera è completata eravamo curiosi di provare un'esperienza unica nel suo genere. Primo abbiamo spaghetti aglio e olio, pasta al pomodoro, il minestrone o i cani degli spinaci con burro fuso e il grana. Di secondo abbiamo la scaloppina al vino bianco, oppure le uova o il piatto freddo con la polenta o le patate, oppure ancora la polenta e formaggio fuso. Perfetto, Manca fantastico. alle 7 la cena, D'accordo, alle 7 alle 8 e mezza la colazione. d'accordo. E mi raccomando, è importante l'uso del saccoletto. Sì, assolutamente, li abbiamo. E copri i cuscini, copri il piumino, tutto quanto, però chiaramente abbiamo problemi un po' con l'acqua, per cui non è che queste le- No, assolutamente, abbiamo i sacchi, sì, abbiamo portati. non Questa è ci- una raccomandazione che ci diamo perché poi soprattutto quest'anno Lo staff, attento e professionale, ci ha accolto con gentilezza e simpatia. Una struttura moderna, accogliente e funzionale. Abbiamo dormito in una stanza da 4 posti letto, spazi corretti e letti comodi, ci hanno messo subito a nostro agio. I bagni in comune, sempre impeccabili, e una doccia a gettoni, €1, un minuto, ci ha permesso di rinfrescarci in modo ecologico e rispettoso dell'ambiente. Alla sera, a cena, i piatti proposti sono stati semplici ma cucinati bene e il servizio veloce e scrupoloso. Non possiamo far altro che ringraziare lo staff per averci regalato un'esperienza assolutamente positiva.